Il successo della coalizione Berlusconi porta però a riflessioni anche sul futuro del governo del Veneto. L'ex ministro Galan chiede il rimpasto della giunta. Vediamo. Sorride Giancarlo Galan. In Veneto il PDL ha tamponato l'emorragia di voti resistendo allo tsunami grillino. Una rimonta, ripete l'ex governatore, avvenuta solo grazie a Silvio Berlusconi. Sono contento perché siamo andati molto meglio del previsto. Sono scontento perché abbiamo perso comunque dei voti e quindi sarà bene sedersi, riflettere un po' e ricominciare a parlare alla gente come sapevamo fare una volta e come invece abbiamo dopo smarrito per strada. Ora che in regione il sorpasso sulla Lega c'è stato, è arrivato il momento di fare i conti. Non è pensabile, dice Galan, che Carroccio in giunta mantenga la presidenza e la delega alla sanità. Io spero che si ridiscuta tutto, adesso resta il Presidente perché abbiamo fatto le elezioni, abbiamo chiesto il voto sul Presidente e quello non credo che si discuta, ma quando il rapporto passa, si inverte e ora il rapporto è 2-1 a nostro favore, insomma io credo che ci sia da compensare il Presidente con una presenza più significativa numericamente in giunta. L'ex governatore ora guarda avanti alle prossime amministrative. Treviso dice può riservare sorprese ma serve un volto nuovo. La Lega ha risposto con la solita strafottenza, non se ne parla nemmeno, invece se ne parla perché ne parliamo noi, altro che se ne parla.